Punto.it. Il ministro alle infrastrutture boccia in diretta a Facebook il progetto di un terminal a Marghera e rivela due ipotesi al vaglio: Chioggia o San Nicolò. Sarà difficile tenerci fuori da San Marco, a dirlo il comitato No Grandi Navi alla vigilia del corteo che si svolgerà domani a Venezia. Adesione al 90% allo sciopero dei dipendenti di Anagrafe, Stato Civile e URP del Comune di Venezia. Siamo al collasso. La commessa di un negozio ha scoperto che alcune turiste straniere avevano utilizzato il camerino della boutique come una toilette. Subito la ZES nell'area metropolitana di Venezia e Rovigo, a chiederlo oltre agli industriali anche i consiglieri comunali PD dopo l'incontro romano. Il PD veneziano presenta e chiede posti auto riservati e prenotabili per i disabili e una commissione per le barriere architettoniche. Presentata a Caparsetti la 45esima edizione della Vogalonga, rappresentate 33 nazioni da tutti i continenti. Buonasera, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Lo avete sentito, tiene banco necessariamente la questione grandi navi con il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli, che ha annunciato che presto arriverà a Venezia per vagliare le varie ipotesi riguardanti i terminal e i transiti delle grandi navi in laguna. Nel frattempo saranno deviate domani da Venezia su Trieste due navi da crociera a causa delle limitazioni al molo danneggiato nell'incidente di domenica. Le due navi sbarcheranno quasi 10.000 passeggeri nel porto triestino. La partita delle grandi navi si gioca sull'asse Venezia-Roma con un durissimo botta e risposta a distanza che vede schierati Comune e Regione da una parte e Ministero delle Infrastrutture dall'altra. Oggi il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha parlato dell'argomento nel corso di una diretta Facebook del suo ufficio, concentrandosi in particolare sull'ipotesi di un terminal a Marghera perorata nei giorni scorsi dalla sponda veneziana. Ecco i motivi della bocciatura da parte del Ministero. Primo, bisogna fare la bonifica, si tratta di un sito industriale, c'è stato un petrolchimico, c'è una raffineria. Secondo, c'è una navigazione promiscua, perché se porti le navi al porto di Marghera come nuovo porto crocieristico significa che devi passare dal canale dei petroli, significa che in questo momento passa una nave con migliaia di turisti sopra, una nave da crociera, e un istante dopo, poco dopo, passa o si incrociano o si sfiorano una nave, una petroliera. Immaginate voi se quella stessa Barei domenica fosse capitata in un sito industriale come quello, con le vicinanze di una petroliera, i rischi incredibili che avremmo corso. E ovviamente perché è un sito in cui c'è un rischio di attività industriali rilevanti. E sul progetto legato a Marghera, ecco cosa ha da dire il Ministro. Un'altra cosa che confuta poi quanto abbiamo sentito, gli attacchi che abbiamo subito e che ho subito, è che esiste già un progetto al Ministero in cui è sufficiente prendere e apporre una firma. Ecco, di tutti i documenti che abbiamo recuperato, esistono solo 2 paginette sul porto di Marghera, non c'è praticamente nulla, se non in queste 2 paginette dei dati interessanti che smentiscono totalmente le parole che avete sentito soprattutto dal sindaco di Venezia, cioè lì è già tutto pronto, spostiamo tutto, l'indomani apriamo e portiamo fuori dal canale della Giudecca le grandi navi. Qua c'è scritto in quelle 2 paginette che deve essere costruito una nuova banchina, quindi non solo attività di bonifica in un sito industriale, ma la nuova banchina deve essere costruita ex novo. Infine si aprono 2 spiragli su altrettante destinazioni per la crocieristica. Quello che state vedendo su Chioggia e su San Nicolò sono i primi studi di fattibilità tecnico-economica che sono stati fatti negli ultimi anni. Intanto il titolare del Dicastero ha annunciato che presto sarà a Venezia per tirare le somme del concitato risico delle grandi navi. Toninelli ha infatti confermato che a breve salirà in laguna per visitare i siti proposti come soluzione alternativa al passaggio delle grandi navi sotto il naso del campanile di San Marco. La data non è ancora stata resa nota, anche se si parla della settimana prossima. Sarà difficile tenerci fuori da San Marco, è l'avvertimento lanciato dal comitato No Grandi Navi alla vigilia del corteo che si svolgerà domani a Venezia. Conto alla rovescia per la grande manifestazione contro il passaggio delle grandi navi a Venezia organizzata dal Comitato No Navi, a meno di una settimana dall'incidente avvenuto alla Giudecca.
Una marcia con partenza dalle Zattere alle 16 con decine di comitati, sindacati, gruppi politici, associazioni e tanti cittadini che hanno tutta l'intenzione di arrivare a San Marco nonostante il divieto della prefettura. Nel pomeriggio si è svolto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che però non si è ancora espresso sulla possibilità di far arrivare o meno i manifestanti nel cuore della città. Sarà difficile tenerci fuori, si legge nella pagina ufficiale dei NonHub. Abbiamo indetto un corteo che si farà portavoce dell'applicazione del decreto Clini-Passera, ovvero lo stop immediato al transito delle grandi navi in laguna, si legge ancora. L'Assemblea NonHub ha espresso la volontà che la manifestazione si concluda a Piazza San Marco. Se le grandi navi hanno potuto fino ad ora accedere al centro della città in deroga a leggi dello Stato in nome del profitto, scrivono ancora, ci pare giusto che per un giorno, in deroga a provvedimenti amministrativi che vietano la piazza alle manifestazioni, sia consentito ai cittadini di esprimere il loro dissenso a San Marco. Vorremmo che sabato la piazza tornasse a rappresentare il cuore della comunità veneziana, una comunità che si riunirà per chiedere con forza un dovuto atto di cura e difesa della città più bella del mondo. Ed è in arrivo il terzo esposto in procura contro il passaggio delle grandi navi. L'iniziativa è dell'Associazione Ambiente Venezia. Il rischio del pericolo per il passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia in questi anni è aumentato in modo esponenziale. Per questo non si può più aspettare e andrebbe immediatamente attuato quanto previsto dal decreto Clini-Passera. Per questo l'Associazione Ambiente Venezia ha pronto un terzo esposto in procura, patrocinato dall'avvocato Paolo Seno, elaborato già prima dell'incidente di domenica a San Basilio. Gravissimo rischio alla sicurezza della navigazione insito nel passaggio di queste grandi navi. Rischio che trascorsi ormai 7 anni dall'emanazione del decreto Clini-Passera è andato aumentando esponenzialmente. L'associazione ha già presentato 2 ricorsi, uno dei quali vinto in primo grado. Aumentando il traffico delle grandi navi, o parimenti all'aumento del traffico delle grandi navi, è aumentato anche il traffico locale, quindi del trasporto merci, del trasporto passeggeri, strettamente afferente alla città di Venezia. Per il legale il perdurare di questa situazione fa sussistere gli estremi di reato. Aumentando il traffico delle grandi navi, o parimenti all'aumento del traffico delle grandi navi, è aumentato anche il traffico locale, quindi del trasporto merci, del trasporto passeggeri, strettamente afferente alla città di Venezia. Dunque l'unica soluzione per l'associazione è vietare il passaggio delle grandi navi superiori alle 40.000 tonnellate. In questi anni non sono state predisposte le alternative, come invece chiedeva il decreto Clini-Passera. Gli unici progetti che hanno avuto un iter vero, serio, sono il progetto dello scavo del canale Contorta che è stato bocciato dalla Commissione di Via, e l'altro progetto che non a caso sposta l'approdo delle grandi navi fuori dalla laguna di Venezia, che è il progetto Duferco, che prevede appunto questo avamporto al di fuori della laguna di Venezia. Cambiamo tema, andiamo all'adesione molto alta, 90% allo sciopero dei dipendenti di Anagrafe, Stato Civile e Ufficio alle Relazioni col Pubblico del Comune di Venezia. Denunciano siamo al collasso. Assunzioni! 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 Dopo l'incontro in prefettura ritenuto fallimentare, i dipendenti di Anagrafe, Stato Civile e URP del Comune di Venezia, con un'adesione del 90%, hanno incrociato le braccia per denunciare la grave situazione di organico e organizzazione del lavoro. La diminuzione esasperata degli organici e la ripartizione dei carichi di lavoro su quelli che rimangono, che non riescono più a far fronte alle richieste dei cittadini. Abbiamo migliaia di pratiche che pervengono al servizio e tendenzialmente il 50% di queste vengono portate ad evasione. Gli uffici stanno scoppiando, c'è poco personale, noi qui stiamo lottando non per avere soldi o quant'altro, stiamo lottando per poter dare servizi ai cittadini. Noi speriamo che i cittadini capiscano che la nostra protesta è per loro, non è per noi. Chiediamo di poter lavorare bene per dare servizi maggiori alla città. E l'amministrazione, ribadiscono i sindacati, fa orecchie da mercante. Nonostante sia un servizio indispensabile e prioritario per l'amministrazione comunale,
non provvede a dare seguito alle nostre richieste, quindi a assumere personale e a investire in questo servizio. Sono anni che noi segnaliamo e che ormai siamo arrivati a questo punto perché dall'amministrazione non c'è nessuna risposta. Abbiamo avuto anche una diminuzione degli stipendi, vogliamo la nostra produttività perché con quei stipendi che abbiamo non riusciamo più a arrivare a fine mese. Ci sono persone che sono monoreddito e che sono in grossa difficoltà economica. Chiediamo aiuto da parte dell'amministrazione, da parte di tutti, che si mettano mano sulla coscienza. E ora l'incredibile episodio di maleducazione in centro storico dove alcune turiste hanno utilizzato il camerino di un negozio come toilette. Continua ad alzarsi l'asticella del turismo cafone a Venezia, dove ora c'è anche chi utilizza il camerino di un negozio come toilette. È successo qualche giorno fa in una bottega d'abbigliamento a 2 passi da Rialto, dove la commessa ha scoperto che qualcuno aveva insozzato di feci uno dei camerini. Pare, secondo le prime informazioni, che questo gesto sia da imputare ad alcune giovanissime turiste straniere. Non è la prima volta che una cosa simile succede a Venezia, ma se l'estate comincia così, il livello della cafonaggine turistica è destinato quest'anno a raggiungere vette preoccupanti. E non è purtroppo l'unico episodio di turismo cafone in città. Una coppia di turisti di 21 e 28 anni è stata notata da un agente della questura fuori servizio mentre nuotava nel Canal Grande nei pressi di Rialto. Entrambi in preda ai fumi dell'alcol, con loro c'era una donna di 59 anni di nazionalità statunitense. L'agente li ha invitati a uscire dall'acqua e identificati, non senza difficoltà, visto che i due avevano alzato un po' troppo il gomito e una volta arrivati i suoi colleghi, le 2 donne in particolare hanno cominciato a insultarli. Entrambe sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e la coppia che era in acqua, che ha causato un ritardo nel passaggio dei vaporetti, anche per tuffo vietato in acque comunali. Tutti e 3 infine sono stati multati per ubriachezza molesta. Ora ci fermiamo per qualche secondo, torniamo con l'informazione da Venezia tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, telegiornale di Antenna 3 Venezia, parliamo ora della ZES nell'area metropolitana di Venezia e Rovigo, va subito realizzata, a chiederlo anche i consiglieri comunali del Partito Democratico dopo l'incontro romano. Il tavolo convocato a Roma nei giorni scorsi con gli industriali dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, non ha dato i risultati sperati. Per il momento, ha spiegato, non è possibile inserire l'istituzione della zona economica speciale per Marghera e il Polesine nel decreto dignità. Decisione che preoccupa anche il mondo politico locale. Noi siamo estremamente preoccupati. La zona economica speciale per Marghera e per Rovigo, secondo noi, era un'ottima idea che permetteva di portare occupazione e rilancio di un territorio, perché toglieva burocrazia e toglieva un abbattimento delle spese fiscali e dell'imposizione fiscale. Purtroppo questo rimandare senza una data certa ci preoccupa moltissimo. L'idea del governo è quella di fare una ZES coinvolgendo tutto il centro-nord. A noi sembra più un modo per rilanciare la palla in avanti senza una data certa. Il ministro ha preso l'impegno per una norma istitutiva della ZES nella legge di bilancio del prossimo autunno, a patto che ci sia un progetto allargato a tutte le aree complesse del centro-nord Italia. Secondo Rosteghin bisognerebbe invece agire subito. Istituire fin da subito, che è un po' la proposta di Confindustria ma anche delle associazioni di categoria, dei sindacati, fin da subito la ZES per quanto riguarda Marghera e Rovigo, e poi una volta che saranno pronte anche le altre verranno istituite in un secondo tempo. Non si può bloccare Marghera per aspettare tutto il nord Italia. Stava tranquillamente percorrendo l'autostrada A13 con la sua Jaguar quando un frammento si è staccato da un cavalcavia centrando la vettura in pieno. Vittima di questo incredibile incidente un uomo di 55 anni di Caorle che non ha riportato lesioni fortunatamente nella carambola. Il sasso è infatti piombato sul parabrezza che per fortuna ha retto l'urto e non è stato sfondato da quello che si può ritenere a tutti gli effetti un proiettile. L'automobilista veneziano è riuscito a non perdere il controllo della vettura nonostante lo spavento e a parcheggiare in corsia d'emergenza dove ha chiamato i soccorsi. Sul posto una pattuglia della Polstrada che ha confermato la provenienza del frammento e dunque davvero tanta paura. Il Partito Democratico Veneziano ha formalizzato 2 interrogazioni per chiedere più posti auto, sia prenotabili che liberi, destinati ai disabili e una nuova commissione per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Venezia, si sa, non è sempre una città a misura di persone con disabilità. Ponti, calli, canali e affollamento possono rappresentare un problema per chi ha difficoltà motorie, siano essi cittadini o turisti. Per questo motivo il PD veneziano ha deciso di formalizzare 2 interrogazioni sul tema dell'accessibilità. Il primo provvedimento riguarda i posti auto per persone con disabilità nel multipiano di Piazzale Roma, dove il numero delle piazzole riservate e prenotabili è troppo esiguo. Quindi chiediamo in primis un implemento della possibilità di prenotare, quindi da 4 passare almeno a 8-10 posti e poi secondariamente, se fosse possibile, in generale aumentare i posti riservati ai disabili. Il PD chiede poi l'istituzione di una commissione di amministratori e rappresentanti delle associazioni che si occupi di valutare le singole opere di abbattimento delle barriere architettoniche. E di conseguenza invece questo preventivo confronto può portare a un risparmio di soldi pubblici e alla creazione di un'opera che è perfetta per tutti i tipi di disabilità. Essendo Venezia unica, come tutti sappiamo, e avendo un unico termine che è Piazzale Roma, e i posti riservati alle persone con disabilità sono pochissimi. Su questo tema a Venezia c'è ancora tanta strada da fare, ma a volte basta conoscere la città per ridurre i disagi al minimo. Venezia chiaramente è notoria per la presenza di barriere, eccetera, anche se noi delle associazioni diciamo sempre che conoscendola ha meno barriere di quanto si possa credere, ma da conoscerla però e studiarla. E il deputato del PD Nicola Pellicani annuncia un atto ispettivo in Parlamento sul delicato tema dell'accessibilità di Venezia. Il tema sarà affrontato anche in Parlamento perché presenterò un atto ispettivo anche al ministro Bonisoli per capire cosa intende fare, perché Venezia non è un problemino solo locale, Venezia è una città internazionale e se arrivano persone, turisti non solo da tutto il mondo, bisogna che sia più accessibile. Presentata a Cafarsetti la 45esima edizione della Voga Longa, rappresentate 33 nazioni da tutti e 5 i continenti. Classico colpo di cannone alle 9 di domenica mattina darà il via alla 45esima edizione della Voga Longa a Venezia. Si punta ad arrivare alla partecipazione di 2000 imbarcazioni, tutti a remi. Sono già rappresentate 33 nazioni provenienti da tutti e 5 i continenti. Abbiamo per ora raggiunto le 1950 imbarcazioni con circa 7400 partecipanti, confidiamo che si aggiungano all'ultimo momento gli ultimi ritardatari e di arrivare quindi ai numeri delle passate edizioni, assestandoci attorno alle 2000 imbarcazioni. Il ricordo del fondatore e ideatore della manifestazione Ermenegildo Lallo Rosa Salva. Per quanto riguarda la Voga Longa, nella mia testa è rimasta quella originale del 75, quando l'abbiamo ideata e organizzata, il percorso è rimasto quello. Quanti non residenti in città arriveranno a Venezia per godersi la giornata dovranno però fare la massima attenzione a rispettare le indicazioni, anche nei giorni immediatamente precedenti alla manifestazione. Ci sarà grande severità e vigilanza, come ha ricordato il consigliere delegato alle tradizioni Giovanni Giusto. Non pensate di arrivare a Venezia esclusivamente per divertimento. Siete su una zona di mobilità ed è il traffico acqueo veneziano, a cui dovete attenervi rigorosamente alle regole. C'è ancora spazio per un appello. Per un giorno magari, almeno un giorno, ricordiamoci che molti di noi devono tutto a Venezia e magari in quel giorno, in un giorno, dimostrare di ricordarselo e quindi mantenere quello che è il rispetto e cercare di non far onde. E intanto domani sera spazio al divertimento e al tempo libero a Gazzera, dove va in scena l'ormai tradizionale Notte Rosa. L'estate arriva a grandi passi e porta con sé la Notte Rosa alla Gazzera. Sabato 8 giugno, dalle 5 fino a mezzanotte, la località veneziana si trasformerà in un grande contenitore di eventi per tutti i gusti e per tutte le età. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione dei commercianti e degli artigiani della Gazzera, proporrà musica, danza, bancarelle, negozi aperti notturna e mercatini. Per l'occasione i negozianti, che da anni si spendono per la buona riuscita dell'evento, porteranno le loro vetrine in strada. Il tutto sarà abbellito da palloncini e decorazioni rosa. Questo evento consiste di incentivare il commercio, portare in strada tutti i commercianti e creare come una specie di centro commerciale all'aperto. Funziona, è importante per mantenere vivo il paese, la città.
Questa è sentita, è il nostro fiore all'occhiello, e la cittadinanza nel momento in cui non vede ancora le bandiere rosa su ci dice dai, la facciamo quest'anno, quindi c'è anche la volontà del quartiere. Il Comune di Venezia è molto soddisfatto della proposta. Finalmente il tempo pare stabilizzarsi e quindi parte tutto quel patrimonio di tradizione che noi abbiamo nelle sagre paesane, nelle feste parrocchiali e nelle notti bianche o rosa che si possa dire. Noi crediamo che sia importante il fatto che ci sia questo fermento del territorio, questa associazione che permette ai cittadini di godere del loro territorio, di fare comunità e di stare insieme. Non mancheranno le specialità alimentari e le ricette tradizionali venete e saranno presenti alla Notte Rosa anche associazioni del territorio. Nell'ambito della Kermesse si svolgerà inoltre un viaggio nel passato di Gazzara fra il 1969 e il 1979, oltre allo show Gazzara Got Talent e l'elezione di Miss Notte Rosa. Si parlerà di mobilità sostenibile, mobilità green, questa sera 20:10, subito dopo i nostri telegiornali. Ospiti in studio il sindaco di Treviso Mario Conte e il presidente di Ascotrade Stefano Busolin. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione sulle nostre regioni, ci attende un inizio di weekend all'insegna del bel tempo. E allora vediamo il dettaglio della giornata di sabato. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le province. Non sono attese piogge. Temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime in ulteriore lieve aumento comprese tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia la situazione, sarà infatti una giornata soleggiata dappertutto e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime comprese invece tra 23 e 28 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno ma non si esclude qualche piovasco, specie in serata, sui settori di confine. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime tra 28 e 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.